È evidente che la prima cosa che devo mettere a disposizione del partito è uno di quegli assessorati che avremo con la vittoria, sperando che ci sia nonostante tutto, di Musumeci alla regione siciliana. Piero Macedonio, presidente provinciale di Forza Italia, tra qualche ora molto probabilmente il presidente della regione Nello Musumeci darà la lista dei neoassessori. Da quelle che sono già le prime indiscrezioni, da oltre una settimana che si fanno dei nomi, il nome di Agrigento è saltato, quindi l'assessorato che era stato promesso al sindaco di Cammarata Giambrone non viene dato. Addirittura da ciò che sono i nomi, la città di Agrigento, la provincia di Agrigento manca di un assessorato. Ecco, vogliamo sapere il suo punto di vista. Il problema è questo: durante la campagna elettorale il commissario regionale Gianfranco Miccichè spontaneamente è venuto, ha fatto delle dichiarazioni, anche mi pare con la vostra emittente le ha fatte, in cui garantiva un assessorato, ecco, all'Hotel della Valle, in cui garantiva un assessorato a Forza Italia di Agrigento e quindi all'onorevole Gallo. Lo ha detto lui, lo abbiamo trasmesso negli spot. Ovviamente poi la politica, sapete, ci sono sempre delle sorprese. Ancora non è stato ben definito, perché io personalmente con l'onorevole Miccichè non ho parlato perché impedito per problemi familiari, sono stato a Roma, quindi ancora non l'ho incontrato, però c'è l'onorevole Gallo che queste cose le tratta e le sa trattare benissimo ed è il nostro poi leader, il punto di riferimento. Certamente ci saranno delle compensazioni e io ritengo, anche perché le parole date vanno mantenute e Gianfranco Miccichè è un uomo che quando dice qualcosa la mantiene. Se non l'ha potuto fare saranno intervenuti dei fenomeni al di sopra e al di là della sua volontà che hanno impedito ad Agrigento di avere l'assessore. Del resto credo che anche in altre province c'era stata una promessa simile, invece tutto è stato ribaltato. Ci dobbiamo confrontare con un presidente della regione nuovo, lo abbiamo voluto proprio per questo rigore, per questo attaccamento al senso del dovere e questa compostezza. Probabilmente che uno di questi pregi abbia alterato e distorto quelle che sono le normali attività contrattuali post elezioni che di solito si fanno. Sarà intervenuto un fattore nuovo, ripeto, che Gianfranco Miccichè ci spiegherà, o ci spiegherà l'onorevole Gallo, io ancora non l'ho visto perché sono tornato da Roma, e saremo più precisi nei mesi, nei giorni futuri, ma certamente Agrigento ha avuto un grande successo elettorale. Devo dire che per quanto riguarda Forza Italia, Agrigento ha anche riconquistato, l'onorevole Gallo con questa campagna elettorale ha riconquistato i voti di elettori di Forza Italia che si erano trasferiti nel PPE con Alfano. Quindi ad Agrigento, quando Forza Italia mi si dice ha preso l'11%, bisogna fare attenzione che ha preso l'11%, ma abbiamo ancora un altro 7-8% di PPE che era Forza Italia e che ora si chiama PPE. Ma ricordiamoci che il PPE di Alfano si presenta a questa elezione col 17% nella città della provincia di Agrigento. Ora ha preso l'8%, quindi Forza Italia, noi abbiamo riportato all'alveo una serie di elettori che si erano trasferiti prima con Alfano. Questo è stato un grosso lavoro per il quale ci aspettiamo anche un premio da Forza Italia, per cui sono convinto che Gianfranco Miccichè, responsabile e sa che ha una parola e non se la mangia, la parola e la sua dignità non se la mette sotto i piedi Miccichè. È un uomo di vecchio stampo, io ritengo, quindi ci saranno motivazioni che ci spiegherà e soprattutto ci saranno altri motivi di compensazione. Attendiamo, saremo più precisi fra qualche giorno.